questa poesia che io apprezzo in maniera particolare, e quella dell'altra volta per me è il manifesto buttittiano della poetica dialettale siciliana, e credo che sia un manifesto che vale per tutti, perché qua c'è proprio le nostre radici, il nostro sentimento, quello che noi vediamo ogni giorno, quello che vorremmo risolvere, quello che non possiamo risolvere, quindi è un manifesto, e poi è un grande respiro di poesia. Però prima vi voglio vantare di una cosa, perché diceva Rita Elia che io sono un poeta dialettale e me ne vanto, ma devo questo a questo grande poeta che si chiamava appunto e si chiama Ignazio Buttita. Perché negli anni '80, quando io ebbi la prima volta il piacere di incontrarmi con la poesia dialettale a Città di Marineo, io per me sono siciliano, parlo siciliano, conoscevo favolette siciliane, ma non sapevo che esistesse la poesia dialettale siciliana a questi livelli. Nell'80, verso gli anni '80, ebbi il piacere di andare a Marineo per assistere a un concorso, perché c'erano degli amici miei premiati e mi invitarono, e lì incontrai Buttita. Buttita ha voluto quell'anno leggere la poesia del premiato e ho notato subito la differenza tra la lettura di un bravissimo lettore, molto settica come sarà forse la mia, contro la lettura del poeta che, oltre ad averla scritta, la sa dare, la sa offrire, pure che non sa recitare come Albertazzi, però è sentita, ma è sua, la sua creatura. E quindi questa cosa mi ha impressionato, e iniziai così, anche io adesso, ma guarda un po', abbiamo una lingua così bella, così varia, così apprezzata, e io ancora faccio un fisso dietro l'italiano, che non disprezzo, scrivo ancora l'italiano, mi sforzo. Però, quando iniziai a portare fuori timidamente i miei primi lavori, dove cercavo di origliare e capire un po' cosa c'era in giro attraverso i concorsi, qualche rivista, qualche giornale, e iniziai a partecipare, a pormi delle domande, e una volta suo padre, in giuria, mi chiamò, l'ho detto poc'anzi a Flora, e mi disse: tu sei da scrivere in siciliano, a pensare in siciliano, perché il mio errore di tale cosa era quello di pensare, mia madre è una bella donna, io mia madre è una bella picciotta, cioè non riuscivo a coniugare il pensiero con l'azione dello scrivere. Suo padre, Finio Orecchio, di poeta dialettale, se ne accorse subito: tu a pensare in siciliano. E io quando mi accingo, che ogni tanto mi scappa la poesia dialettale, io penso a queste parole. Se non penso in dialetto, se non mi intercalo in queste condizioni, non lo so. È chiaro che non si può scrivere. E questo devo veramente a Ignazio Buttita, un suggerimento di un grande poeta, due parole, ma per me sono stati fondamentali. A me ha detto: lascialo perdere l'italiano, lascialo perdere. Poi ne ho avuto anche il piacere di essere incoronato, perché di questo si tratta, perché l'incoronazione è stata nel lontano '86 a Marineo, perché poi ci ho partecipato da testone, una volta, due volte, tre volte, per anzianità mi hanno fatto vincere. Perché nell'86 io e il mio carissimo poeta, come immagini Buttita, questo non lo regalo così.